Mari, ci puoi presentare i tuoi candidati? Beh, questi qua presenti, Silvia non sono presenti? No. Questo è Alessandro Sandron, l'ideatore dei manifesti che avete visto nel passato e attualmente. Questo è Raimondo De Bernardis, candidato. Sono una breve presentazione, cosa fa? No, sono militare, sono ufficiale dell'esercito, quindi sono alla Capitolo e quindi conosco benissimo la realtà di questa unica fabbrica che c'è dentro la città di Portogruaro. E quindi su questa realtà bisogna anche venire incontro alle esigenze di tutto il personale in divisa che gravita, che vive qui a Portogruaro. Tutto qui. E riguardo al discorso dell'asilo nido, che si potrebbe fare... Sì, l'asilo nido era un progetto che è partito 2 anni fa, che è voluto anche dall'amministrazione militare, quindi non dico niente di nuovo. Si è un attimino arenato perché non c'erano le condizioni politiche per portarlo avanti, perché è chiaro che l'asilo nido ha bisogno poi di personale civile per portarlo avanti, la maestra spero che sia, e quindi è l'occasione per farlo in questa occasione. Ma questo asilo nido in teoria sarebbe, come dire, uno strumento solo riservato ai militari, o potrebbe essere anche ampliato ai cittadini? Sì, è previsto per tutti. Capito. Anche perché c'è un ingresso esterno che si arriva normalmente col parcheggio, quindi è per tutti. Io vado avanti per presentare gli altri candidati, anzi si presentano da soli. Sono Mario Marin, pensionato, ho lavorato per 35 anni in quel di Pordenone, una delle tante fabbriche della Zanussi. Per 35 anni ho fatto la scuola Portogruaro-Pordenone, Pordenone-Portogruaro. Si può interessare, sono anche iscritto alla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e come tale appartengo ai Maestri del Lavoro della provincia di Venezia. Da sempre abito a Portogruaro. Io sono Vincenzo Aprea, sono un ingegnere progettista elettronico e ecco, ho scelto di partecipare con questa lista proprio perché nel mio ambito, nel mio lavoro ho fatto una certa esperienza nell'affrontare i problemi, nell'ottimizzare le soluzioni, nel risolverli. E quindi ho detto vorrei dare il mio contributo in questo senso alla comunità di Portogruaro e mi sembrava proprio che questa lista mi desse la possibilità, lo spazio anche e l'indipendenza, il condizionamento politico per poter far questo. Lei è di Portogruaro? Sono di Portogruaro. Sono Chiara Geromin, oggi l'unica quota rosa qui presente, anche se siamo... No, siamo in due, ecco, siamo in due. Vivo a Portogruaro, lavoro a Portogruaro, sono assistente in uno studio dentistico qui in piazza. Ho deciso di aderire a questo gruppo di uomini e donne perché trovo che abbiano in comune con me uno stesso obiettivo ed è dato dal programma che ha presentato qui presente il candidato sindaco. E speriamo di riuscire ad avere una voce in capitolo per quanto riguarda poi la futura gestione del portoguarese, che penso stia a cuore a tutti noi. È la tua prima esperienza questa in politica? Diciamo di sì, ho militato da giovane in un gruppo giovanile di destra e poi mi sono un po' ritirata dalle scene e adesso ho deciso appunto di scendere in campo perché è un gruppo, ripeto, di uomini e donne che hanno degli ideali comuni. Non cercano la poltrona, ma cercano di fare qualcosa per migliorare la nostra Portogruaro, è quello che mi sta a cuore. Io sono Popa Nicoletta, che presto la mia immagine per i comunitari, essendo di cittadinanza rumena e vivo qui da 9 anni in Portogruaro e faccio volontariato, diciamo, per questa lista civica. E la sosteniamo perché è un programma che penso che tocca a tutti i comuni cittadini che vivono qui. Comunque noi abbiamo, lo dico subito, non so se gli altri, se non altro noi abbiamo avuto il coraggio, grazie a Nicoletta, di mettere comunque una comunitaria in lista, che la rappresentanza dei comunitari non è cosa di poco conto per l'integrazione nel tessuto sociale di Portogruaro. Perché oltre a dirlo nelle parole, a scriverlo tante volte, sarebbe bene opportuno sentire anche il proprio parere in maniera diretta, anche perché uno che viene a vivere qua, non tutti hanno avuto
la vita semplice nell'integrazione, e allora è bene sentire come la vivono per poter meglio intervenire, operare a risolvere quelle che sono secondo me le sensibilità di queste persone. E vorrei aggiungere anche che non rappresentiamo solo l'immagine dei criminali, di gente non istruita bene, diciamo. Facciamo anche l'esempio di gente che si è integrata e che lavora onestamente e dopo si trova con problematiche che le abbia ogni cittadino comune. Grazie. Grazie a te. Milan Marco, studio Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e Diritti Umani all'Università di Padova. Appoggio la lista di Padovese perché è composta da persone capaci, persone che hanno la volontà di fare e che non hanno il solo intento di occupare una sede o un posto, e perché è stata offerta un'ottima opportunità di iniziare la vita dalla politica. Sei di Portogruaro, frazioni? Sono di Pradipozzo, frazione di Portogruaro. Ok. Ci sono altri? Buongiorno, sono Fagotto, presidente del Comitato Salute e Ambiente. Mi sono reso conto che comunque la lista civica di Padovese affronta dei argomenti molto importanti e che la gente più o meno può veramente interessare. Qualcosa anche di nuovo il fatto di non volere a tutti i costi avere questa benedetta sedia, perché ci deve pure essere qualcun altro che deve fare anche gli interessi un po' della gente comune. E ho trovato così a prima vista che il lato, diciamo, noi guardiamo più che altro la salute e l'ambiente, sia un po', adesso non so, manchi in parte, a parte l'acqua, che credo tutti quanti, moltissimi siano d'accordo. In questo momento particolare mi allaccio un attimino al discorso di Battistone, la gente sta chiedendo tanto dalle centrali a biomassa e, come ha detto Padovese, non abbiamo un preconcetto e questo ok, sta bene. Credo però, siccome stanno uscendo notizie e nel territorio, e qui è una grave mancanza che voi dovreste un attimino focalizzare, già dal 2006-2007 si sapevano di queste centrali e il cittadino è rimasto un po' all'oscuro. Nella lista, nel programma ci dovrebbe essere già un'idea ben precisa eventualmente come difendere il territorio, perché giustamente la singola centrale può essere a noi, ma una sommatoria di centrali in questo territorio in cui ci sono coltivazioni di un certo livello da tutelare e altre, turismo e naturalmente la salute, credo sia una cosa importante in cui voi dovreste già avere un'idea e comunque un piano d'azione per aiutare il cittadino, mettiamola così. Non c'è un preconcetto, però c'è una situazione di fatto che ci troviamo già di fronte al fatto compiuto. Quindi avete già un'idea, un qualcosa eventualmente per l'eventuale proliferare di queste centrali? Grazie della domanda, perché così riprende a quello di prima, detto che siamo assolutamente contrari che nascono centrali biomasse come funghi, quindi non è possibile. In lista con noi non c'è e quindi mi limito a dire che abbiamo un ingegnere chimico che lavora nell'ambiente, quindi saremo in grado di valutare in maniera molto attenta, precisa e tecnicamente valida quello che ci sarà, anzi se nell'occasione avremo questa circostanza di domanda. Okay. Se abbiamo questa circostanza credo che sapremo non solo politicamente ma anche tecnicamente rispondere in maniera credo esaustiva. Comunque io non sono dell'idea che nascono centrali biomasse solo perché ci sono finanziamenti a pioggia, cioè le fanno con i soldi pubblici e quindi tutti, chi ha un allevamento, chi ha la Cereal Docks, la Zignaro, cioè ho capito che loro lo fanno perché ci guadagnano, sono parenti.